Il Ministero dell'Ambiente bacchetta la Regione su Valle Grottare. Andiamo a Marano allora. Chiamato in causa dal WWF del Friuli Venezia Giulia, il Ministero richiama all'ordine la Regione sulla vicenda dell'ex Valle da Pesca Grotari, in comune di Marano Lagunare. Lo scorso 1° settembre l'associazione ambientalista ha inviato al Dicastero, alla Regione e per conoscenza al Sindaco di Marano e alla Procura della Repubblica di Udine una comunicazione per segnalare, come si legge nel documento, l'avanzante peggioramento della situazione ambientale della valle, da imputarsi all'apertura di una chiavica che separa la stessa dall'area lagunare. Situazione, si spiega nella comunicazione, che porta la firma del vicepresidente regionale e referente aree protette del WWF Guido Pesante, che ha permesso l'entrata di acqua marina nella valle con conseguente progressivo stravolgimento degli equilibri biologici di habitat e specie. L'associazione ha puntato il dito contro la Regione, denunciandone l'immobilismo, nonostante sia deputata alla tutela della biodiversità e a far rispettare le normative comunitarie. Il WWF, infatti, ha segnalato pure la possibile violazione di un paio di direttive europee. Nella segnalazione al Ministero è stata ricostruita l'intera vicenda, comprese le ripetute sollecitazioni ad intervenire rivolte dal WWF alle autorità per ristabilire le ideali condizioni ambientali per la salvaguardia delle numerose specie, nonché il tentativo del Comune di chiudere la chiavica senza però riuscire a bloccare il passaggio dell'acqua. A distanza di poche settimane dalla comunicazione dell'associazione è arrivata la risposta del Ministero all'Ambiente che invita la Regione a voler provvedere ad un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal WWF e di voler cortesemente riferire, si legge ancora, in merito alle determinazioni raggiunte. Nessuna ammonizione, ma un semplice invito, tanto basta tuttavia a rincuorare il WWF che da mesi è mobilitato per la salvaguardia dell'area.